Questo due simbolo vimos para que es presente que no que se popolo sardo es presente, este vigile, è attento a tutto ciò che succede sul territorio di Quirra e di tutta la Sardegna. Cioè questa non è una terra che ne popolo, che non va nessuno, e non vedo nessuno potete decidere e facere su chi li pare. No, questa è una terra che batte un popolo sovrano e se la sovrania finché l'hanno tirata se la chiede tornare a piccare. Questo, il comitato è separato, questo capotribù, uno bronzetto che è stato attuato dal suo antico nostro, stremizza a Norfachete. Non sconta si storia e noi siamo che in questa storia noi spersonalizziamo, siamo solamente sardo del tanno, che oggi siamo spiccando possesso torra della sovrania in questa terra. E lasciamo no che questo bronzetto può aumentare a tutti i che colano, che noi siamo un popolo de pache, ma siamo pure un popolo che siamo deciso a non difendere e a difendere il bene nostro e specialmente sul territorio, che sul territorio è una delle ricchezze fulmannas che amo. I nostri in cui rabattono pericolo, va a morire assente e quando assente non muore di morte naturale che renarre chi qualcuno l'ha morta. Chi uccide a Quirra? Questa è la domanda che noi abbiamo spedito. È la domanda saccale che abbiamo risposta. Che se va qualcuno che in Quirra è stupidenne deve pagare. E non solo deve pagare, posso danno che ha fatto in termini del delitto, se è morto qualcuno, ma deve pagare pure per tornare sul territorio come l'ha sapato, libero dai donzi pericoli e in particolare dai pericoli che non si danno e che non siamo in grado di valutare il suo momento. Dunque speriamo che chi è nel dovere, che chi è separato per questo territorio, una destinazione militare come in Testoie, si picca questa responsabilità. E fa su chi piccherete per accertare in umbe è pericoloso questo territorio e fa che tutto per tornare a commentare. E comunque per aumentare sul morto di Quirra che non sono morti che potremmo lasciare solo assoluto delle sue famiglie, sono morti di tutto il popolo sardo. Facciamo il lutto, batte scritto, noi sardos presenti, oggi, generazione vivente, questo sono fratelli nostri, il figlio di questa terra, che sono morti, e sono morti in un territorio, come siamo nati, a causa però un pericolo che galo noi schimos che incertezza caleste lo sospetto sono metta a corso a sa verità ma damos comunque un segno chiaro noi non siamo più disponibili a supportare chi nocche in un territorio che è la Sardegna un territorio di pacche che non è un popolo che chiede sa pacche desicata a morrezzente in nome di chi è poi qual è questa motivazione poi di questo deve seguire a morire e dunque per fare un lutto mortos di Quirra noi siamo in occa per ammentare figlio di Sardegna sacrificato di saltare noi schiamo il gallo di chi è